Amici di QDP News, benvenuti alla Fiera Biosalute di Santa Lucia. Adesso inizieremo la visita dei vari stand e vi chiediamo di accompagnarci in questo viaggio. A noi ci può dare la possibilità nel nostro momento storico di comprendere delle realtà che abbiamo dimenticato della nostra stessa lingua, che abbiamo messo queste parole in secondo ordine. Per cui noi non è che non le abbiamo, ma non le abbiamo valutate in senso come risorsa per poter affrontare il nostro momento storico. Il significato dell'Enné ha una storia molto lunga e è un simbolo di buon auspicio, viene usato tradizionalmente in India, Marocco e in tutto il Medio Oriente e porta sempre un significato di augurio e quindi fertilità, si usa per le decorazioni dei matrimoni, si usa per gli addi di nubilato, è sempre un segno di iniziazione verso un futuro più prospero. Beh, allora noi a 30 anni e più che viaggiamo in India, all'inizio per passione, poi abbiamo abbinato la passione al lavoro, diciamo. Perciò importando a noi direttamente questi prodotti dall'India riusciamo a proporre sia dall'incenso classico indiano allo Sri Yantra, agli yantra che sono geometrie sacre indiane. Perciò abbiamo una molteplicità di cose che innanzitutto le scegliamo perché piacciono a noi e perché abbiamo un interesse personale verso questo mondo e queste cose. Il chinotto, dai, lo ha rappresentato tanti anni fa quando avevamo non ci davano i prodotti d'oltreoceano e in Italia si sono creati questa bevanda, il chinotto, che sarebbe una base agrumi, che è il chinotto. Poi per fare l'effetto un po' scuro come la Coca-Cola, imitando la Coca-Cola nero, con zucchero caramellato hanno fatto del caramello di questo agrume chinotto, quindi è venuto fuori questo amaro, questo dolce amaro, e hanno fatto l'insieme, ha fatto la Coca-Cola con delle basi agrumi, delle scorze, quello che era, insomma. In montagna la resistenza è di casa e noi come piccola casa editrice stiamo resistendo a un'ondata nichilista che vuole spazzare via tutto ciò che è cultura, che è spiritualità, che è leggere, che è carta, e quindi io mi considero e considero l'Inselae l'ultima brigata partigiana delle Dolomiti. Antistress, anti-insonnia, problemi di ansia, lavora molto sullo riequilibrio energetico, sulla pulizia proprio di quella che è l'energia sottile del nostro corpo, dei nostri punti principali che abbiamo, che si chiamano chakra sul nostro corpo. Un ottimo prodotto di altissima qualità legato alla tradizione, quindi fare le cose come una volta, però sempre proiettati nel presente e volendo anche nel futuro. Si tratta di una scuola che serve a formare degli operatori olistici che si occupano proprio del benessere, in particolare psicosomatico, dell'animale, ma anche con moltissima attenzione per la relazione uomo-animale, cioè l'animale fa crescere in qualche maniera l'umano nella relazione d'amore. Nell'iride è proprio riflessa tutta il nostro corpo è riflesso nell'iride, sono tutti gli organi, si capisce la debolezza di qualche organo oppure la sua forza. L'ametista ha la funzione di calmare per l'autostima, per tante altre cose, insomma, e lavora sull'organismo. Allora, tutto parte dal cuore e natura, cuore, anima, questo è il tutto. Alla Fiera Biosalute di Santa Lucia tante novità nell'ambito del wellness e del benessere. A quanto pare stare bene si può.